Comunale confermato l'avvio della stagione, inizia il passaggio dalla gestione di Fondazione Cassamarca a quella della Regione. Dalle opposizioni la critica alla Giunta, dice di aver salvato il teatro ma i soldi li mette Caspineda. Arrestato l'assassino dell'artigiano Alessandro Coltro che aveva la sua azienda a Chiarano, ucciso a Fontanafredda per 15.000 euro in manette, un pizzaiolo rumeno di 48 anni. Da inizio ottobre la polizia di Treviso impegnata in un'attività contro i furti in abitazione, 5 le persone finite in manette, continuano intanto le indagini sul maxi colpo da Pinarello. Taglio del nastro col brivido sabato a Pederoba, la storica mostra dei marroni del Monfenera ha rischiato dopo 43 anni di non poter aprire le porte ai visitatori per colpa della burocrazia all'ira della Proloco. Mamma incinta al 9° mese fa nascere la sua terzogenita a bordo di un'ambulanza allestita come una sala parto d'emergenza, accade a Crespano del Grappa. Dalle 100 trombe che hanno suonato il silenzio al sacrario di Fagarea, la corona di allora adagiata sulle acque del Piave fino alla sfilata delle penne nere, 2 giorni di emozione nel raduno sezionale degli alpini di Treviso. Da questa mattina è iniziato il tour del sindaco di Treviso e degli assessori alle scuole cittadine, partenza dalle materne e elementari Pascoli di Santa Maria del Rovere. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito dai titoli. In apertura il Teatro Comunale ha confermato oggi l'avvio della stagione, un segnale importante non solo sotto il profilo culturale, perché è l'avvio del passaggio dal Monaco, dalla gestione di Fondazione Cassamarca a quella della Regione attraverso il circuito dei teatri veneti. Intanto però dalle opposizioni si alza la critica verso il sindaco Conte, dice di aver salvato il teatro, ma intanto i soldi continua a metterli Caspineda. Sentiamo. Teatro del Monaco, la stagione è salva, meglio, è già al via a fine mese con le nozze di Figaro. La svolta dopo l'incertezza durata tutta l'estate è arrivata con l'intervento della Regione attraverso il circuito dei teatri veneti, che al momento sono di Venezia e Padova e in futuro prossimo di Treviso. Che in soldoni significa condividere i costi di allestimento delle singole opere per poi mettere in scena non solo nelle proprie strutture ma anche in quelle di altre regioni, un po' come fa già adesso Treviso con Ferrara. Perché non c'è un grande teatro senza una piattaforma che metta insieme produzione e circuitazione, perché sennò i soldi da dove li prendi? Già i soldi, che intanto quest'anno comunque li mette ancora quasi tutti Fondazione Cassamarca, con relativa critica delle opposizioni al sindaco per aver cantato vittoria con le finanze di Caspineda. L'alternativa, vorrei essere molto chiaro, che ad oggi il teatro sarebbe rimasto chiuso. Nonostante i soldi di Fondazione. Fondazione ha accettato di fare un ulteriore sforzo di garantire la programmazione solo a fronte di un progetto serio e definito. Abbiamo messo attorno a un tavolo tutti i protagonisti della cultura locale, quindi Fondazione, amministrazione comunale e Regione Veneto, e abbiamo trovato il percorso corretto per il nostro teatro. A fronte di questo Fondazione ha accettato di garantire un'ulteriore stagione che è transitoria. E allora, oltre che a guardare al futuro di un teatro davvero veneto, magari con l'aggiunta di Verona, Rovigo, Vicenza e Belluno, bisogna guardare ai contenuti e all'offerta. Io dico che il modello è quello di un teatro che fa una squadra regionale che è capace di produrre e di mettere in circuito. Noi andremo a Mosca insieme con un gruppo di imprenditori che decida che Mosca è una piazza economicamente rilevante. Perché la sfida veneta è dimostrare come anche la cultura può essere esportata e può fare economia. Per questo l'ultima domanda è un po' provocatoria. Nel cartellone c'è anche il Don Chisciotte qui a Treviso, si sente un po' Don Chisciotte. Ma ci mancherebbe altro, semmai Sancio Panza. E la situazione di transizione del Comunale non è altro che lo specchio dell'intera situazione di Fondazione Cassamarca. Del resto non è passata inosservata l'ennesima assenza del Presidente Dino De Poli. Presidente, intanto come sta il Presidente De Poli? Bene. Però non l'abbiamo visto qua oggi. No, ma era impedito da altri impegni, ma proprio ci ha tenuto stamattina perché l'operazione futuro del teatro gli sta particolarmente a cuore. Non si dice, ma la sensazione è che il Presidentissimo ci tenga a sistemare il più possibile prima della fine di quest'anno, quando dirà addio alla sua fondazione. Certo, nemmeno Dino De Poli si aspettava che il forziere Unicredit si sarebbe progressivamente svuotato, mettendo letteralmente alle corde quella che per tutti era la corazzata di Caspineda. Ora i fronti sono davvero pesanti dopo le avanzate degli anni scorsi.
Ritirata da Catron, difficoltà sul patrimonio immobiliare scambiato a caro prezzo ed ora difficile da rimettere sul mercato con lo stesso valore, lotte infinite alla Piani tra una Camera di Commercio che non è più arrivata e la Finanza con l'Agenzia delle Entrate pronte all'uscita verso l'ex caserma Tommaso Salsa. E mentre si parla della vendita di gioielli come Cazenobio e soprattutto Caspineda, ultimo simbolo della gloriosa cassa di risparmio della marca trevigiana, il presidente sul teatro ha posto la sua linea del Piave, arrivando ad anticipare i fondi anche del prossimo anno purché vada avanti. L'alternativa sarebbe stata, se noi non avessimo accettato questa pressante richiesta, facendo questo naturalmente abbiamo attinto per il segmento 19 alle scorte già previste per il 19. Perché non solo sul palco dell'ex Teatro Nigro, ma in tutte le sedi di fondazione la parola d'ordine è transizione, che sta assomigliando sempre più ad una marcia nel deserto a rischio polverizzazione, con riflessi importanti per Treviso e tutta la marca. Ecco perché chi prenderà il timone sa già che la chiglia da raddrizzare è da lacrime e sangue, lasciando nel percorso tra i primi proprio il teatro comunale. Con Oggi Fondazione si fida di Comune e Regione per il Del Monaco, chiedendo però chiarezza. Il tema vero sarà, a maggio 19 sarà pronto il nuovo contenitore in grado di gestire la stagione 19-20 e se sì con quali risorse. E legato al futuro di Fondazione Cassamarca anche il destino di Villa Albrizzi Franchetti, oggi un vertice importante proprio nel luogo simbolo. Vediamo. Voglio che la gente veda che Villa Franchetti non è in uno stato di decadenza, così come evidenziato dalla lettera della sovrintendenza. Si parte da qui, da questo vertice, per parlare di valorizzazione della bellissima Villa Franchetti. Attorno ad un tavolo tutti gli enti coinvolti. La parola d'ordine è arrivare a rendere fruibile questo patrimonio culturale monumentale che, lo ricordiamo, risale al XVIII secolo. È innegabile che vi siano delle situazioni critiche, delle situazioni di inagibilità, ma è altrettanto innegabile che la parte centrale della villa, le barchesse, in parte del parco siano in perfetta conservazione. Vi stanno facendo delle manutenzioni, le hanno fatte nel tempo. C'è bisogno di un progetto che venga condiviso da tutti, ma prima bisognerà attendere il rinnovo del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassamarca. Solo dopo si potrà avviare un nuovo incontro. Io mi auguro che intanto si parta da una progettazione della villa. Il centro deve essere la villa, attorno alla villa poi andiamo a far progetti. Noi ancora 2 anni fa con Preganziola abbiamo presentato una progettazione sostenibile economicamente per come poterla usare al meglio a livello economico, perché poi alla fine tutto qua è il nodo. Tutti d'accordo per la valorizzazione patrimoniale, che può solamente essere frutto di una progettualità condivisa. La villa deve essere il centro di qualsiasi progetto futuro e poi qualsiasi strumento necessario per la sostenibilità di tale progetto sarà oggetto di condivisione, limatura e compromesso in un secondo momento, ma quindi rimettiamo al centro la villa e partiamo da essa. E secondo, di partire subito con un progetto di aperture mensili in maniera da rendere fruibile il parco e la villa a seconda degli eventi che verranno di volta in volta organizzati. Subito dopo è stato effettuato un sopralluogo guidato con l'agronomo responsabile della manutenzione. Questo, ha commentato Marcona, verifica che il parco non è in stato di abbandono e degrado tale da compromettere la vita di essenze pregiate del vasto patrimonio arboreo, oltre alla scomparsa dei vialetti. Il primo atto sarà un progetto per l'apertura della villa una volta al mese. Siamo alla cronaca. È stato arrestato dalla polizia di Pordenone l'assassino di Alessandro Coltro, l'artigiano che aveva la sua azienda a Chiarano, ucciso per 15.000 euro, in manette un pizzaiolo rumeno di 48 anni. 4 colpi di pistola alla testa, ucciso per portargli via 15.000 euro. È stato arrestato l'assassino di Alessandro Coltro, 48 anni, l'artigiano che aveva la sua azienda a Chiarano. L'assassino è un pizzaiolo rumeno, Marius Lucian Aprian, anche lui di 48 anni. Ha confessato l'omicidio. I carabinieri hanno bussato alla sua porta sabato mattina presto. L'uomo aveva già preparato le valigie, pronto a fuggire a Londra. In tasca aveva già il biglietto aereo. Quando i militari hanno capito che stava per lasciare l'Italia,
famiglia hanno chiuso il cerchio e sono scattate le manette. Denunciati per ora a piede libero 2 donne domenicane ed il marito italiano di una delle due, che hanno sempre coperto il rumeno, depistando anche le indagini e ospitandolo a casa loro. Secondo quanto avrebbe raccontato ai carabinieri di Pordenone, il rumeno avrebbe dovuto vendere alla vittima un Rolex da 50.000 euro per soli 15.000 euro. In realtà Coltro era l'intermediario di una terza persona che aveva affidato a lui i soldi e il compito di consegnare il denaro, ma quando è arrivato sul luogo dello scambio, in quel boschetto a Fontana Fredda, non c'era nessun Rolex. Il rumeno ha cercato di portare via i soldi a Coltro, che si è opposto. È nata una colluttazione e l'assassino ha tirato fuori una calibro 22 colpendolo alla testa ben 4 volte. Ha detto agli investigatori che aveva preso paura perché pensava che anche la vittima avesse una pistola, ma Coltro non aveva nessun'arma. Il rumeno, portato in carcere, deve rispondere di omicidio a scopo di rapina, porto abusivo di arma contraffatta. Avevo bisogno di soldi, ha confessato agli investigatori, volevo portargli via i 15.000 euro. I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato la pistola utilizzata, munita di silenziatore. A inchiodare il rumeno i messaggi tra la vittima e l'assassino, messaggi recuperati dal cellulare proprio di Coltro, e le immagini della videosorveglianza della zona che riprendono l'auto della datrice di lavoro di Aprian arrivare nel parcheggio e lasciarlo nel luogo dell'agguato. Le indagini continuano perché qualcosa nel racconto del rumeno ancora non torna. Da inizio di ottobre la polizia di Treviso, impegnata in un'attività contro i furti in abitazione, 5 le persone finite in manette, le ultime 3 sabato sera. 5 persone complessivamente sono state arrestate dagli uomini della questura di Treviso da inizio ottobre, da quando cioè è stata predisposta un'attività volta a contrastare e a prevenire i furti in abitazione. Gli ultimi 2 arresti in ordine di tempo sabato sera, il primo intorno alle 18. In manette sono finite 2 25enni di origini croate con precedenti per furti in abitazione messi a segno in tutto il Veneto. Le 2 erano state notate da un condomino mentre uscivano dal suo palazzo a Carbonera. Quando l'uomo ha raggiunto il proprio appartamento ha visto la porta forzata e le camere messe a soqquadro. A quel punto ha chiamato il 113. Gli agenti si sono messi sulle tracce delle 2 ragazze che nella fuga avevano lasciato a terra parte della refurtiva. Una volta bloccati, i poliziotti hanno recuperato gioielli in oro e orologi di valore, oltre a diverso denaro contante. Le 2 sono state arrestate per furto in abitazioni in concorso. Poche ore dopo, questa volta a Treviso, in via Brigata Treviso, gli agenti notano un uomo che, incappucciato e sotto una pioggia battente, è fermo nei pressi di diverse abitazioni ed esercizi commerciali. Insospettiti, i poliziotti si avvicinano, ma alla vista degli uomini in divisa lo sconosciuto appare insofferente e non sa fornire spiegazioni. Invitato a salire sull'auto di servizio per essere condotto in questura, l'uomo spinge un agente riuscendo a fuggire in mezzo alla strada incurante delle auto che transitano. Bloccato, pochi metri dopo, continua a colpire i poliziotti con pugni e testate, ma alla fine viene bloccato. Identificato, il 30enne moldavo, con alle spalle numerosi arresti e precedenti penali per reati contro il patrimonio e furti in abitazione, viene trovato in possesso di diversi strumenti ordinariamente atti allo scasso. L'uomo viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'operazione arriva all'indomani di un colpo avvenuto in pieno centro a Treviso ai danni del punto vendita Pinarello. 3 uomini in pochi secondi sono riusciti a fuggire con 6 bici dal valore complessivo di quasi 50.000 euro. Un furto, l'ennesimo subito dalla famiglia Pinarello, che lascia dietro di sé molta amarezza. E posso capire cosa possono provare i negozianti, altri negozianti, quando vengono derubati, e qualcuno ho sentito che non ha più ripreso l'attività perché effettivamente è un danno troppo grande a volte, quindi questo ci fa a me fa pensare molto. Questa mattina una delegazione di cittadini del Comitato per il completamento del Terraglio Est è stata ricevuta dall'assessore regionale De Berti. Sentiamo com'è andata. È stato un incontro positivo. C'è soddisfazione tra i rappresentanti del Comitato per il completamento del Terraglio Est ricevuti stamani in Regione dall'assessore ai lavori pubblici Elisa De Berti. I cittadini hanno consegnato le 726 firme raccolte tra i residenti, ma soprattutto tra imprenditori e commercianti interessati direttamente dall'opera per chiederne il completamento. 1 chilometro e 300 metri di strada che collega il casello autostradale di Preganziol alla rotonda dell'ospedale. Finalmente in regione, in provincia e nei comuni interessati qua c'è gente che, anche pur non appartenendo alla stessa sponda politica,
hanno comunque maturato la necessità che quest'opera di 1,5 chilometri qua, questo giallo che vediamo qua, questo pezzetto qua, debba essere completata. Dunque la volontà politica di completare l'opera c'è, spiega Tamantini, ma a mancare, continua, sono le risorse necessarie. Adesso c'è la volontà politica di farlo, il problema sono i soldi e quindi per la Regione la priorità è se realizzare prima questo 1,3 chilometri, il tratto giallo, per completamento Terraglio Est, oppure l'alternativa del completamento del quarto lotto che da Paese porta sulla Feltrina. Il vero nodo dunque sta nell'accantonamento dei fondi necessari per terminare il Terraglio Est e proprio dal Comitato dei Cittadini in tal senso arriva una proposta. Il passante di Mestre produce soldi, una parte gradualmente vengano accantonati per poter realizzare quello che è il figlio della madre che si chiama Passante. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo ora di una vicenda di ordinaria burocrazia che rischiava di cancellare dopo oltre 40 anni ininterrotti una manifestazione storica per la pedemontana e in genere per tutta la Marca. Sentiamo. Taglio del nastro col brivido sabato pomeriggio a Pederoba. La mostra dei marroni del Monfanera ha rischiato dopo 43 anni di non poter aprire le porte ai visitatori. Il perché l'ha spiegato durante l'inaugurazione e approfittando della presenza dei politici e amministratori locali un presidente della Proloco decisamente irritato. Alle ore 12:45 non avevamo i permessi per fare la festa oggi. Sembra una barzelletta. Ieri per colpa di un singolo istintore che ci mancava rischiavamo di non fare la festa oggi. Perciò è importante che si dia una mano ed un supporto e non solamente i regolamenti, perché molto spesso i regolamenti superano il buon senso. L'estintore in questione in realtà era già previsto, ma come si dice, quando la burocrazia ci mette lo zampino, basta un codice sbagliato per bloccare tutto. Così l'estintore in questione non era più quello giusto, che peraltro pare addirittura non esista, ma tanto è bastato per impedire il nulla osta della commissione di controllo. Solo la determinazione degli organizzatori, peraltro tutti volontari, ha permesso di ristabilire tutto. Cambiato il numerino e riconosciuto l'estintore, tutto è andato a posto? Manco per idea, come ha proseguito nel suo racconto sulle follie burocratiche il presidente Bresolini. L'ordine cronologico ieri, la passerella tra la cucina e il capannone non andava bene, praticamente stiamo all'aperto. Ieri mi sono chiesto perché io devo rimanere all'aperto quando in un ristorante la cucina è appiccicata alla sala? Con il risultato che un telo posticcio ha evitato che i piatti passassero sotto al diluvio di sabato sera, mentre dall'altra parte le lamiere staccate stavano a guardare. L'unica consolazione per la Proloco, ma anche per tutta Pederoba, è che il caso di burocratica follia finirà in Parlamento. Ma lei cosa sta facendo per aiutare la Proloco? Ho iniziato già a parlare con il sottosegretario perché faccio un disegno di legge, io farò la proposta perché questo si porti assolutamente avanti, per dare una mano a queste associazioni, perché senza queste associazioni si perdono le tradizioni. Ed ora una storia a lieto fine di una donna incinta al 9° mese che ha fatto nascere la sua terzogenita in ambulanza. Quando la piccola Lina ha fatto sentire la sua voce iniziando a piangere come fanno tutti i neonati quando vengono al mondo, per i genitori e i medici è stata una gioia difficile da descrivere. La bambina è nata ieri mattina, pochi minuti dopo le 9, con un parto d'emergenza in un'ambulanza trasformata in fretta e furia in sala parto. Il tutto inizia quando la futura mamma, una donna di origini marocchine di 32 anni, viene accompagnata dal marito, suo connazionale, alla guardia medica di Crespano. Di turno ci sono 2 medici, più un medico del suo M118, gli infermieri e i volontari in servizio. La donna è in preda a forti dolori. I sanitari capiscono che bisogna subito trasportarla all'ospedale, ma giunti sul piazzale la situazione si aggrava e la 32enne in preda a dolori insopportabili si accascia a terra. A quel punto i medici vedono che la neonata ha fretta di nascere, non c'è tempo per arrivare in ospedale. La mamma viene fatta stendere all'interno dell'ambulanza del SUEM di Crespano, nel frattempo allestita in una sala parto d'emergenza. Tutti i medici e gli infermieri presenti si precipitano intorno alla donna per aiutarla a partorire, ma quando Lina viene al mondo ci si rende conto che la piccola rischia di soffocare per un giro di cordoni ombelicali intorno al collo, che viene immediatamente liberato, e così alla fine arriva il pianto della neonata.
Un lieto fine reso possibile dalla preparazione e dalla professionalità del personale sanitario presente. Ora mamma e bimba sono ricoverati in ospedale a Castelfranco, stanno entrambe bene e attendono di tornare a casa dal papà e dai 2 fratelli maggiori. Ed ora ai momenti più significativi della 2 giorni di raduno della sezione ANA di Treviso. È stato un fine settimana ricco di momenti simbolici, di emozioni nei luoghi della Grande Guerra. 1 o 2 giorni per celebrare il raduno sezionale degli Alpini di Treviso, ma anche e soprattutto per rendere omaggio alle migliaia di soldati che lungo le rive del Piave hanno perso la vita durante il primo conflitto. Iniziato sabato con la cerimonia al Sacrario di Fagarè, domenica il raduno ha vissuto il suo clou, prima con la sfilata degli 89 gruppi dell'ANA di Treviso sulla golena del Piave, con la commovente deposizione da parte del presidente ANA nazionale Sebastiano Favero di una corona d'alloro nelle acque del fiume Sacro. La sfilata è proseguita lungo la Postumia fino al Sacrario di Fagarè con l'onore ai caduti e la deposizione di una corona, poi tutti con il naso all'insù per il passaggio di 3 aerei e il tricolore che ha dipinto i cieli di San Biagio. Ma forse il momento più emozionante della 2 giorni di raduno è stato il concerto di sabato sera, 100 voci, 100 trombe, che hanno intonato al Sacrario di Fagarè il silenzio d'ordinanza. Da questa mattina è iniziato il tour del sindaco e assessori responsabili alle scuole cittadine, partenza dalle materne elementari Pascoli di Santa Maria del Rovere. Vediamo. L'Italia si desta del municipio, si cinta la testa. Un colpo d'occhio sul nostro futuro sempre più colorato. Così i bambini delle materne elementari Pascoli di Santa Maria del Rovere hanno accolto questa mattina il sindaco Conte e gli assessori ai lavori pubblici Zampese e all'istruzione Nizzetto, che da qui hanno iniziato la visita a tutte le scuole cittadine. Sono venuto a vedere, 1, le strutture in cui i nostri ragazzi crescono, 2, a salutare tutti i collaboratori, perché ci sono degli insegnanti veramente straordinari e dei collaboratori che stanno facendo un grande lavoro, 3, per spiegare a loro che la città gli è vicina e loro devono essere vicini alla città. Intanto però la prima lezione è chi è e che cosa fa il sindaco. Per te chi è il sindaco? Non lo sai. Chi è il sindaco? Tu sai chi è il sindaco? Quel signore con la fascia addosso, quello lì dietro, chi è? Schiaffetti! Qualcuno sa chi è il sindaco? Chi è il sindaco? È Conte! Ma cosa fa il sindaco? Questo non lo so. Sindaco, sanno che cos'è la Juve ma non sanno cos'è il sindaco? Meglio così, lasciamo che si godano ancora questa bellissima età, senza pensieri, con allegria e soprattutto con tanta integrazione, guardate che belli che sono. Poi però la conferma di lezioni dedicate sin dalle elementari. E adesso cominceranno anche dei corsi di quella famosa educazione civica che facevamo una volta, ma dove che oltre a spiegare chi è il sindaco, che è importante ma non è fondamentale, spiegheremo anche quanto è importante voler bene alla propria città e come ci si comporta in città. Tornando allo stato delle scuole cittadine, il Comune sta predisponendo un piano di intervento. Nel prossimo programma triennale delle opere pubbliche abbiamo aggiunto ulteriori 2 milioni per le manutenzioni dei plessi scolastici. Non a caso l'assessore ai lavori pubblici ha preso carta e penna e ha notato la situazione della struttura scolastica. Ho fatto anche una parte di lavoro che mi spetta e quindi prendere nota delle cose che dobbiamo migliorare e manutentare. Tutte le nostre scuole hanno uno stato manutentivo abbastanza buono. L'ultima parola la lasciamo al preside, che più che puntare agli interventi alle strutture spera molto negli interventi sulle famiglie. Forse perché la scuola manca di un po' di educazione civica
non manca l'educazione civica, manca l'esempio di tutti gli adulti, dentro e fuori la scuola. Tra pochi minuti vi ricordo la nostra trasmissione 20:10, si parlerà della manovra del governo con Cinzia Bonan, segretario della CISL Treviso Belluno, e Massimiliano Nobis, segretario della FIM CISL del Veneto. Subito dopo Una città in guerra, questa sera torna a Ring su Antenna 3, dedicheremo la puntata alla città di Padova sotto attacco di criminali che in 2 mesi hanno assaltato più di 30 negozi, lo spaccone continua ad agire colpendo esercizi simbolo, ma le bande sono più di una. In studio Antonio Bessa, assessore al commercio di Padova, Luciani della Lega, Leonora Mosco di Forza Italia, Marco Carrai Lorenzoni, sindaco Orizzonti. In collegamento da Padova ci saranno anche i commercianti colpiti e le associazioni di categorie. Questa era l'ultima notizia, vi lascio ora alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 9 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, la pressione infatti è in aumento e regalerà alla nostra regione una giornata all'insegna del bel tempo. Ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime piuttosto gradevoli comprese tra 21 e 25 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. Non sono previsti fenomeni degni di nota. Il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 13 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, l'alta pressione garantirà una giornata all'insegna del bel tempo anche sulla nostra regione. Tanto sole dunque su tutti i settori, il cielo sarà sereno salvo per innocui addensamenti sui settori meridionali. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 27 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.